lezione di fitness con Monica. Allora, oggi lavoreremo i muscoli delle braccia, ossia bicipiti e tricipiti, quelli che soprattutto a noi donne è più difficile lavorare. Innanzitutto dobbiamo procurarci un paio di pesetti, in mancanza di questo possiamo prendere anche 2 bottigline da mezzo litro l'una. Allora, la nostra posizione corretta sarà quella sempre di avere le ginocchia flesse, in modo da non sovraccaricare la schiena. Dopodiché portiamo i nostri pesetti nelle braccia con i manubri verso l'esterno e iniziamo questo movimento su e giù, quindi ritorneremo ai fianchi. Mi raccomando, alle braccia che devono essere sempre attaccate ai fianchi e nel salire e nello scendere. 3 serie da 20, partiamo insieme. Mi raccomando, la respirazione fatela insieme a me. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, schiena dritta. 1 2 3 4, non dimentichiamo mai di contrarre anche l'addome. 8 9 e 20, giù. Dopo i 5 nostri secondi appunto di pausa, di riposo, ricominciamo con le altre 2 serie. Quindi faremo sempre 3 serie da 20, ok? Passiamo subito all'altro esercizio, quello per i bicipiti, ma questa volta sarà con i manubri rivolti verso di voi. Allora, sempre con le ginocchia piegate, sempre 3 serie da 20, però questa volta alterneremo braccio destro e sinistro. Insieme? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e vado giù. Respiro e quindi prenderò i miei 5 secondi di pausa. Ed anche in questo caso gli esercizi saranno svolti da 3 serie e quindi ogni esercizio, ogni serie sarà composta da 20. Adesso però andiamo avanti con un altro esercizio, quello molto importante per noi femminucce, per questa parte, cioè i tricipiti. Allora, adesso vi mostro. Le braccia dovranno essere in su e molto attaccate tra di loro, quindi molto abbastanza al capo. Scendiamo giù e saliamo in questo modo. Le ginocchia, mi raccomando, sempre leggermente piegate e la respirazione, come vi ho spiegato prima, faremo sempre 3 serie da 20. Al mio via partiamo. 3 2 1 via. 1 2 3 4 5 6, mi raccomando, i gomiti uniti. 8 9 10, ancora. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 20. Vado giù, mi riposo per i miei 5 secondi ed anche in questo caso faremo le 3 serie da 20. Andiamo con l'ultimo esercizio, sempre per i tricipiti. Questa volta metteremo i 2 pesetti in un solo braccio, lo porteremo su, guardate la posizione dell'altro braccio che regge quello che andrà a fare gli esercizi e mi giro, vi faccio rivedere sempre con le nostre ginocchia flesse come andiamo su e giù. 1 2 3, l'altro braccio serve per trattenere fermo il nostro avambraccio in modo che non si muova nel momento in cui vado a salire. Mi raccomando, il movimento deve essere preciso, quindi scendiamo fin giù e saliamo. Ne contiamo 20, ma passiamo poi subito all'altro. Quindi passiamo alla sinistra e con la destra tratterremo il braccio sinistro. Partiamo dall'altro, via. 1 2 3 4, non dimenticate le ginocchia che devono essere sempre flesse. 5 6 e la respirazione contraendo sempre bene il nostro addome, quindi concentriamoci in tutti gli esercizi che facciamo
anche e soprattutto sulla respirazione e sul nostro addome. 7, 8, 9 e su. Anche in questo caso mi fermerò per i miei 5 secondi e conseguirò le 3 serie. A presto!